Domenica 9 febbraio ci saranno molte emozioni non solo per un'importante corsa, ma anche perché questa è immersa nella natura. Parliamo del Regis Trail e in collegamento abbiamo Ivan Cao, direttore tecnico. Innanzitutto buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a lei e a tutti quelli che ci vedono online. La ringraziamo ancora. Dunque, si tratta di una manifestazione di trail running organizzata dalla scuola di Maratona. In che cosa consiste? Sì, il trail running è un evento che abbiamo ereditato da degli amici appassionati di trail. Era nato in una versione di allenamento condiviso tra pochi amici che all'inizio si chiamava TA, Trail Autogestito, e è stato quello di Vittorio Veneto uno tra i più antichi, tra quello e un altro nella zona di Cornuda e Cison. Dopo questi trail sono andati un attimino, hanno perso diciamo la questione dell'autogestito per passare a una versione più strutturata. E da là è nata la nostra avventura, quindi abbiamo cominciato a organizzarla prima facendo un'edizione zero, quindi invitando un po' di atleti, e da un po' di anni invece la facciamo proprio come una manifestazione a pieno regime. Quindi quest'anno abbiamo fatto anche un bel numero di partecipanti, siamo quasi 400 iscritti solo sul percorso lungo della 20 km. Più dopo c'è quella invece aperta a tutti, che può partecipare anche chi vuole camminare, Nordic, che sono 10 km. Che cos'è lo spirito trail che permea appunto questa manifestazione? Ma lo spirito trail è uno spirito di condivisione in natura. Ci piace condividere il territorio con le altre persone, tenerlo in manutenzione, quindi approfittiamo di questi eventi anche per tenere vivi i sentieri, per pulirli, fare tutto quello che si necessita per poter essere dopo questo sentiero essere usufruibile tutto l'anno. Quindi una manifestazione anche all'insegna della sostenibilità, ci par di capire. Assolutamente. Tra l'altro il percorso ricalca una parte di sentieri che come scuola di maratona noi abbiamo in gestione con un altro progetto che si chiama Naturalmente Vittorio Veneto. Questo progetto ha fatto riscoprire una serie di sentieri, quindi sono stati tracciati, tabellati, e dopo abbiamo fatto un sito dove ognuno può andare a provare i vari percorsi e con questo qua si condivide, quindi oltre all'evento sportivo, proprio anche un evento, diciamo anche turistico tutto l'anno attorno a Vittorio Veneto. Parlando invece degli atleti top, ci sarà sicuramente Gianpietro Barattin, vincitore dell'edizione 2024. Oltre a lui, quali saranno gli atleti di punta per quanto riguarda la parte agonistica? Allora, abbiamo sicuramente Barattin e Del Longo che sono i due, uno al Pagotto e uno a Bellunese se non ricordo male, che si contenderanno sicuramente le prime posizioni. Noi speriamo anche sugli atleti di punta della scuola di maratona con il nostro Roccon Daniele e il giovane Andrea Taffarel. Vedremo chi riuscirà a spuntarla perché comunque sarà fondamentale una gestione della gara molto accurata, perché se uno spinge troppo all'inizio questo percorso tende un po' dopo a lasciare il segno nella parte finale, quindi bisogna dosarsi bene perché non sono dislivelli lunghi, però sono strappi diciamo intensi, brevi ma intensi. Ecco, a proposito le chiedo, che tipo di preparazione ci vuole per affrontare una manifestazione di trail running come questa, appunto? Bah, tendenzialmente bisogna abituarsi a star fuori un po' sui sentieri,
per abituare in particolar modo le articolazioni, le caviglie, rinforzarle, così uno è abituato, diciamo, a correre su questo tipo di terreno. Dopo, chiaramente, se uno punta diciamo, a vincere o avere, bisogna anche avere una buona velocità di base. Dicono sempre che per correre forte in montagna bisogna correre forte anche in pianura, quindi bisogna allenare anche quella parte là. Certo. E per quanto riguarda le iscrizioni, sono già chiuse oppure è ancora possibile iscriversi? Allora, per la 20 chilometri le iscrizioni sono chiuse, abbiamo chiuso proprio in questi giorni con il numero massimo di partecipanti, quindi a 400. Invece per le 10 chilometri potranno venire il giorno delle manifestazioni, il 9 febbraio, in area Fender e iscriversi tranquillamente. Appuntamento dunque, ripetiamo, il 9 febbraio, dove alle 8:30 scatterà la corsa lunga, alle 9 quella invece più corta. E nel frattempo, per averci parlato del Ridges Trail, ringraziamo il direttore tecnico della manifestazione, Ivan Cao, per essere stato con noi. Sì, io ringrazio in particolar modo anche tutti i volontari che sono il cuore di queste manifestazioni. Senza di loro non ci sarebbe pulizia dei sentieri, non ci sarebbe sicurezza sul percorso e non ci sarebbe anche la condivisione che facciamo, che ci teniamo parecchio, che è il terzo tempo, dove all'arrivo ci sarà una bella festa. Giusta menzione, anche perché è ben vero che l'atleta è il fulcro della manifestazione, però è anche vero che se non c'è la macchina organizzativa, il cosiddetto dietro le quinte, la manifestazione stessa non potrebbe esistere. No, no, assolutamente. Grazie ancora, direttore. Grazie a lei. Buona serata.